Negozi per lo shopping aperti a dicembre fino a tardi nelle regioni gialle o arancioni per diluire le presenze, ma anche tutela degli affetti con la possibilità di spostarsi da una zona rossa solo per ricongiungersi con i parenti più stretti a ridosso dei giorni di festa. Sarà un Natale diverso ma non cancellato, quello che emerge dalle ipotesi che circolano nel governo in queste ore. Qualche timido allentamento delle misure, dunque, ma solo in previsione di dati più confortanti. E nessuno sconto alle regioni, con il paese che si tinge progressivamente verso il rosso. Dagli acquisti durante le feste alle raccomandazioni sul cenone, la nuova linea temporale di confine sulle nuove disposizioni anti-Covid è il 3 dicembre, giorno in cui scade l'attuale DPCM. Tutto dovrebbe essere deciso comunque non prima dell'inizio di dicembre. Lo sguardo è soprattutto rivolto alla ripartenza dei consumi con le dovute cautele. L'unica possibile deroga per chi si trova nelle zone rosse potrebbe essere quella di una tutela degli affetti affinché le persone sole non siano abbandonate, che tradotto significa la possibilità di festeggiare il Natale con i propri parenti spostandosi in una qualsiasi altra regione. Una riflessione quest'ultima che al momento è al vaglio degli esperti e del governo. Impossibile invece stabilire norme su chi dovrà stare a tavola per il cenone. In questo caso ci saranno raccomandazioni che terranno conto solo del numero massimo di persone al tavolo, al momento è 6, e di prevedere soltanto la presenza di familiari che si frequentano abitualmente. Restano proibiti feste e balli, così come i cenoni in albergo, mentre le piazze saranno chiuse o a numero ristretto, laddove sarà possibile rispettare le distanze. Tra le novità le ipotesi di un allungamento degli orari con i negozi aperti fino alle 22 o alle 23 e sempre con accessi contingentati dei clienti. Negli ultimi giorni erano anche emerse le ipotesi di allungare il coprifuoco a mezzanotte, almeno nei giorni di festività, e un accesso a numero chiuso nei centri commerciali per evitare assembramenti. Tutto resterà comunque legato ai territori con le diverse disposizioni per evitare le varie zone, rossa, arancione o gialla, e non tutti festeggeranno dunque allo stesso modo. Gli addetti ai lavori precisano. È chiaro che si dovrà attuare un allargamento delle possibilità di movimento per il Natale, ma dovrà essere un Natale abbastanza sobrio, perché un liberi tutti ci porterebbe appunto a una terza ondata, come è successo in estate.